le scelte vanno fatte a volte anche con un senso di responsabilità. Perché dico questo? Perché tante persone, sollecitano ad esempio, mi allaccio proprio al discorso anche delle militari, degli alberi di Natale, di queste cose qua che a volte sembrano frivolezze, ma a volte sulla collettività sono cose anche di impatto. In un comune come il nostro, che ha 11 frazioni e che ha un'estensione territoriale immensa, il costo anche delle luminarie è un costo veramente molto importante. Noi abbiamo un pacchetto all'interno che è già all'interno di quella che è l'illuminazione pubblica, poi gli extra costa tipo quanto? 200 euro a ogni luminaria che si installa, senza tenere conto dell'illuminazione degli alberi, perché giustamente ogni frazione ha i suoi alberi di Natale, qualche frazione anche lui e qualche situazione. Allora il senso di responsabilità è quello che sì, va bene illuminare, va bene tutto, ma è meglio fare delle attività per i nostri ragazzi o per i nostri cittadini, fare delle attività complementari per riuscire magari a mettere qualche risorsa in più, risparmiare su quelli che sono i luminari e cercare magari di ridurre al minimo, cercare di trasformare anche in un'ottica green quelle che sono gli alberi di Natale, ogni anno metterli per buttarli via. Anche mi dispiace, costa anche 600.000 euro solo le punte di alberi di Natale, abbiamo tutte le frazioni. Quest'anno per la piazza ci sarà ad esempio Luce sul Mare che porterà il suo albero di Natale, e quindi piuttosto da un contributo a Luce sul Mare che porta il suo albero di Natale fatto dai ragazzi, che andrà a spendere 3.000 euro, 4.000 euro per un albero illuminato che sì, le luci farà anche Natale, ma alla fine cambia il mondo. Quindi il ringraziamento va fatto soprattutto alle persone che stanno collaborando, ai volontari e a tutti coloro che ci mettono dei suoi sponsor, tutti coloro che ci stanno aiutando, perché è meglio fare un'attività che sia, ripeto, che dia anche un po' di sollievo, di soddisfazione. Abbiamo fatto un investimento, e ringrazio anche per la festa del bambinaggio, perché ci siamo venuti incontro, perché è un altro momento anche di aggregazione, perché la pista fa anche aggregazione per i nostri giovani. Questi anni abbiamo visto che c'è un afflusso importante, fa aggregazione, aiuta a togliere da altri posti anche questi ragazzi che partecipano comunque anche un'attività che fa anche bene, diventa anche salutare. Ringrazio gli assessori che si sono messi a disposizione, non è superativa, però ecco, questo è il senso che magari, per carità, in altre città, in altri posti, mettere anche dei luminari o fare alcune situazioni che rendono l'abbellimento, sono anche concentrate su un corso piuttosto che su una piazza. Da noi chiaramente dovremmo fare una cosa estensiva e verrebbero fuori delle cifre veramente troppo importanti, e credo che il senso di responsabilità sia quello di dire: preferisco far pagare meno la mensa ai miei cittadini nella scuola piuttosto che il trasporto scolastico, piuttosto che altre situazioni, mantenere dei servizi di livello e cercare di risparmiare ove è possibile, cercando di fare comunque anche una promozione del territorio, perché il Natale oggi per i comuni turistici come il nostro è anche comunque attrattivo ed è anche una promozione del territorio. È anche vero che sono percorsi da costruire che si fanno a medio e lungo periodo, sicuramente non oggi per domani. Questo è un po' il senso del mio discorso, per questo vi ringrazio veramente tutti, ringrazio la Regione che è sempre vicina a noi in ogni occasione, e grazie alla stampa anche per